Allora, prima di ripassare la parola alla parte, io la chiamo la parte produttiva, tra virgolette, commercio, servizi, turismo, artigianato, impresa, eccetera, io avevo fatto una provocazione al nostro consigliere comunale, quindi in un comune anche grosso come la città di Padova. Ma decurtare, è la domanda che poi si pongono tutti, insomma è molto anche banale se vogliamo, decurtare gli stipendi molto alti di dirigenti, funzionari o quant'altro per poter in qualche modo non dover aspettarsi l'IMU che comunque va a gravare invece magari in persone che ne hanno bisogno, insomma, di quei soldini. No, dicevo che noi sappiamo che per la legge Brunetta intanto 10 persone, 10 esuberi, 2 assunzioni. Questa è la legge Brunetta, quindi già c'è un taglio naturale, diciamo, no? All'interno dei dipendenti del comune. Seconda questione, i dirigenti. Diciamo che sono un bersaglio abbastanza facile i dirigenti. Io parlo per i comuni di Padova, ne conosco molti, naturalmente non tutti, insomma, non tutti. Garantisco, almeno quelli che conosco io, insomma, non so se guadagno troppo o troppo poco, questa è una legge dello Stato, come l'aumento che c'è sul comune, si dice in generale, perché poi andiamo a Roma e va benissimo. Se andiamo in certi posti dove praticamente non c'è nemmeno la foresta, ci sono i boschi, ci sono le guardie forestali, insomma, senza fare nomi, ma sappiamo che questo è un discorso abbastanza comune. Dico, potrebbero essere ridotti gli stipendi, bisogna vedere cosa intendiamo riduzioni, perché lo stipendio da 80.000 euro a 70.000 euro, quello che è un buon stipendio, insomma, un signore stipendio, può essere ridotto se ci potesse essere una legge dello Stato che vale per tutti, ma per tutti però. Tutti, certo, ma certo, ma diciamo per non tutti, chi riesce a svicolare la legge e a trovare sempre l'inganno per mettere gli amici, fratelli o quelli che ti danno il voto, eccetera. Perché io ritengo che in un comune come Padova, adesso potremmo dire ma andare a coprire l'IMU, adesso io reputo che insomma il trasferimento ci sarà. Questo è un'affermazione che io non mi trovo molto d'accordo. Io dico che all'interno di un'istituzione come la nostra, perché è quella che conosco un po' meglio, insomma, le persone che vi lavorano sono persone contate. Dopo ci saranno sempre le sacche in cui uno non lavora oppure guadagna, perché anche quelli che guadagnano 1.200-1.500 no, ma è verissimo, euro, però io dico, per evitare di continuare a tassare, siamo addirittura ridicoli davanti all'Europa che ci ha ammonito più volte, e quindi di afflosciare l'economia, attenzione, perché poi la gente se tira fuori altri 200 euro, 300, 500, 600 per un IMU, ma non li spende assolutamente, per evitare che poi le persone, le imprese prendano e vadano in carinzia, perché a un certo punto la gente non consumando, l'impresa prende e va, e che i giovani automaticamente vadano a fare il master all'estero e i più capaci all'estero se ne stiano via. Ne conosco tantissimi anch'io. Io ho tutti i miei cugini che sono ormai tutti all'estero, ma stanno da Dio benissimo, economicamente, fisicamente, psicologicamente. È un pericolo però questo, perché hai i cervelli che fuggono. Non è mai possibile umanamente giocare su quello che costa e quindi su questa benedetta spesa pubblica, quello che diceva Massimo Zano, questo debito pubblico. La spesa pubblica in Italia è 800 miliardi, di cui la maggior parte è per le pensioni. Ecco, no, noi sappiamo che poi ci si accanisce contro le pensioni d'oro. Si è parlato di non appunto rivalutare quelle sopra i 3.000 euro. Di non rivalutare sopra i 3.000 euro, e 3.000 euro, insomma, una pensione è già una bella pensione, ma se farci la firma. Si poteva farci la firma, e poi chissà, almeno parlo per me, non so nemmeno se andrò in pensione, anche se... Però io credo che si può tagliare qualcosa, quelle frange inutili che buttano via soldi, quegli enti inutili, però da quanti anni sentiamo che gli enti inutili dovrebbero essere tagliati? No, ecco, prima il Vadegamberi parlava delle comunità montane. Ecco, allora io credo che si possa tagliare, si deve tagliare, ma soprattutto io credo che bisogna responsabilizzare anche le istituzioni locali, perché c'è chi è virtuoso e quindi fa i conti e chi invece apre la borsa, e quindi a volte cosa succede? Che lo Stato ripiana
ripiana la baracca. Quelli sono soldi buttati via, perché quando io spendo troppo vuol dire che non riesco a fare i conti, perché ho assunto, ho messo della gente eccessivamente e quindi il mio costo rispetto alle entrate, come il buon padre di famiglia, è eccessivo. Allora, certamente bisogna tagliare, ma bisogna tagliare dove è già certa la spesa, perché poi se si fanno discorsi così non si sa bene dove parare, perché quando noi diciamo vabbè anche il Parlamento, vabbè bisogna partire dal vertice eccetera eccetera, ma non risolve il problema secondo me. No, ma se non si risolve nel piccolo, sì, scusate. No, prego, dopo passo la parola. Da qualche parte bisogna cominciare. Certo. Non è possibile che il nostro Parlamento costi il doppio di altri Parlamenti, non è possibile che i nostri organi istituzionali costino più. Saremo in grado di portarli alla media europea o no? Sì, e quindi perché? Ma anche la regione è vero, costa, anche le regioni, certo. Difatti io sono uno di quelli che sto preparando un disegno di legge per prevedere anche la cassa integrazione per il pubblico impiego pagata dall'ente, perché io ritengo che il 30% dei dipendenti di enti come la regione, lo ritengo a ragion veduta, sono stato assessore al personale, quindi conosco un po' anche le cose, ma in generale sono venuti meno molte linee di spesa, molti bandi, molte attività, quindi perché dobbiamo per forza di cose riempire gli uffici che non servono più niente? Nel privato si metterebbero in cassa integrazione, in mobilità e altre cose, quindi sto preparando un disegno di legge dove piuttosto di far venire uno da Padova a lavorare a Venezia, per esempio, tutte le mattine per star là in un ufficio a far niente fino a sera, dover pagargli la mensa, riscaldare eccetera, preferisco lasciarlo a casa, ti metto a disposizione che qualunque altro ente in un elenco, sto preparando proprio con l'Università di Venezia un disegno di legge così, metto in disponibilità in modo tale che poi prima di assumere uno da fuori, se c'è un altro ente abbia la possibilità di attingere da lì, e quindi al 70-80%, preferisco pagare il 70%, quindi ho risparmiato il 30%, lui evita il disagio avanti e indietro, certo. Io evito di venire a pagare uno a far niente. Ecco, esempio, sono strumenti, istituti giuridici nuovi che bisogna avere il coraggio di farli, sindacati o non sindacati, perché in Grecia... Ricordiamoci, in Grecia, quando poi crolla tutto, non si guarda in faccia a nessuno, si taglia in maniera indiscriminata, quindi occorre razionalizzare e riqualificare tutto il sistema della spesa pubblica. Sono riforme difficili, certo, ma bisogna coraggiose, ma sono queste, altrimenti rincorriamo un sistema che non riusciamo a ridurre, a contenere. Ma risparmia la regione, ma se questi vanno a lavorare in altri enti, no, stanno spesa pubblica. Sì. Ma se vanno a lavorare in altri enti, se l'altro ente ha bisogno, ed è su certi parametri, se è senza personale, altrimenti stanno a casa con il 7% di stipendio. Perfetto. Come nel privato. Massimo Zanon, che cosa ne dice? Ma è possibile che non si riescano a trovare dei sistemi? Ma voi come commercio, che cosa avete trovato suggerimenti? Poi il vostro presidente nazionale più volte ha lanciato moniti anche in questi giorni, forti. Di non mettere altra carne al fuoco rispetto alle 1000 ricette che in realtà, se si guarda bene, ognuno ha una ricetta per cercare di salvare la propria pelle a scapito di altri. A noi non ce ne frega assolutamente nulla. È un fatto assolutamente matematico. Chi va ad amministrare deve assolutamente prendere la classica penna, anche matita e carta. Visto che i computer sono diventati così difficili che non si vogliono più usare, per far saltare fuori i conti viene sempre fuori tutto impossibile. No, ma hanno sbagliato un sacco di volte, è una cosa devastante, sono stati degli errori terrificanti. Ad accettare di andare a governare il paese e alla fine non si cambia. Noi dobbiamo assolutamente essere consapevoli che per un certo periodo questo paese è in amministrazione straordinaria. Non possiamo essere legati ai simboli intesi come il tifo che ognuno fa per quello che apprezzerebbe di più rispetto ad altro. Dobbiamo metterci tutti consapevoli che chi è in quel posto deve cambiare l'economia dello Stato. Se non lo si fa, tutti gli altri discorsi che si dicono sono assolutamente contro le nuove generazioni, contro le persone più deboli, e sotto sotto anche contro chi in qualche modo in Italia non può assolutamente andare a produrre all'estero. Noi facciamo parte di quel mondo, siamo orgogliosi di essere in Italia, di essere italiani, non possiamo dire che siamo orgogliosi della politica, perché c'è sempre una scusa per dire che il problema è a casa d'altri. No, le nostre imprese, tutte le imprese, anche le micro, oggi sono trattate come dovessero fare bilanci da miliardi, come tutti avessero degli averi straordinari. È impossibile continuare a gestire uno Stato che non sa distinguere tra il piccolo, il medio e il grande, sapendo che poi il piccolo è quello che rappresenta più del 90%. Tra l'altro Befera ha detto che
quasi dà per scontato il fatto che ci sia la tirata. Stuzzicava l'argomento. Allora, qualche mese fa Fassina, viceministro, che dice c'è un'evasione per sopravvivenza. Adesso Befera dice c'è un'evasione per sopravvivere. Di necessità, quindi. Per sopravvivere. Allora, o ci stanno prendendo in giro, Sì. e quindi sanno quello che dicono, o non sanno quello che dicono. Perché altrimenti il paradosso qual è? Si parla anche della spesa pubblica, della quantità di personale. Non ci sarà mai nessun burocrate che si taglierà lo stipendio o che si taglierà il posto di lavoro. Scordiamocelo. Ma c'è la politica, ma siamo burocrati. La politica è fatta per l'80% negli ultimi anni di burocrati, boiardi di Stato passati ministri. E tu guardiamo il governo Monti e anche qualche esponente di questo governo, e tu pensi che questi abbiano il coraggio di tagliare chi? I loro sottoposti? Ma non lo faranno mai. Assolutamente. Non lo faranno mai. È questo che fa star male tutti. Cioè il motivo per cui la fiducia non c'è più è proprio perché siamo nell'incapacità della politica di governare i processi della burocrazia. È la burocrazia che controlla i flussi della politica. Se non c'è un cambio forte su questo, non si andrà da nessuna parte. 40 anni fa si facevano, da parte nostra, le crociate contro il costo della burocrazia, miliardi. Le stiamo ancora facendo. E ha ragione Massimo Zanon quando dice che per questi burocrati pagliacci un'impresa da 3 dipendenti ha le stesse normative di un'impresa da 20.000 o 30.000 dipendenti. Gli stessi parametri. Che poi in Italia non esistono più le grandi imprese, perché anche alla Fiat si parla di 20.000 dipendenti. Allora, se io considero che il contratto che abbiamo fatto noi in Veneto riguarda 140.000 lavoratori, quante Fiat facciamo con questi 140.000 lavoratori? C'è una piccola differenza, che i giornali e le TV non sono nostre, ma sono della grande industria, cioè di chi si crede grande industria. Questo non per dare responsabilità a Tizio e a Caio, ma vedere sempre i giornali riempiti, anche oggi, sull'IMU sì o sull'IMU no, ragazzi, facciamo un po' schifo. Scusa, posso replicare un post, perché a fare disinformazione mandando in post c'è le indennità che non sono vere. Sono meno della metà di quelle indennità lì. Ha chiamato in gioco ma la Comunità Montana. Volevo ricordare che io sono stato vicepresidente, so cosa prendono, il lavoro che fanno, so cosa fanno. Posso dire che recentemente c'è stata un'inchiesta anche di dipendenti che non al bar da mattina a sera a giocare le carte. Questo è venuto nel Veronese, quindi non raccontiamo le favole in televisione facendo le vittime. In Italia è così, in Italia purtroppo tutti salvaguardano lo status quo. Quando c'è da toccare qualcosa, tira via qualcosa, tutto indispensabile, anche a giocare le carte da mattina a sera al bar per non sapere cosa farmi la sera. Quindi bisogna avere coraggio. Capisco che chi è magari il presidente nella fattispecie, sì, magari c'è un presidente bravo, non dico questo, dico che è un esempio, ma non è la Comunità Montana che sbilancia l'Italia, ce ne sono e hai voglia molti altri enti. È un esempio di come da un ente che era da sopprimere si è cambiato nome, come molti altri non si toccano nemmeno, non si guardano nemmeno. Ecco, voglio dire che oggi occorre veramente fare un'azione di dimagrimento degli apparati, altrimenti le tasse non diminuiscono, è una pura delusione. Allora ha ragione il presidente dei commercianti, dice ma come? E qui si parla sempre, fanno sempre manovre, sacrifici, alla fine la spesa pubblica aumenta. Chiaro che tanto che la struttura che c'è nella spesa non viene toccata e guai a toccarla. È un vortice che continua a generare buchi e generare quindi debito. Ecco, quindi occorre coraggio, e questo la politica è ciò che non ha, perché oggi ho sentito in questi mesi anche di governo, io speravo che le grandi intese, come alla tedesca, dove i governi di grandi coalizioni, come si dice in Germania, che hanno avuto il coraggio di riformare e tagliare, avessero anche in Italia questa capacità, perché non c'è più maggioranza di opposizione, quindi per l'interesse del paese, per responsabilità si taglia. Qui finora abbiamo solo rinviato le tasse, non abbiamo sentito parlare una volta di una riduzione di una spesa strutturale in 4-5 mesi. Un attimo solo, cosa ne pensa lei a questo riguardo?
Ridurre la spesa pubblica è una cosa fondamentale, certamente. Dopo, come lo dicevo anche prima, insomma, degli enti che non servono, sono inutili, sono lì, o le persone che non fanno niente, dovrebbero essere lasciate a casa. Io sono il primo a dire che chi non si comporta bene, non fa il lavoro o non c'è lavoro, no, per lui o è lì che scalda il banco, deve fare altro. Cioè, nulla è ma chi è che deve decidere a questo punto il merito dell'uno e dell'altro? Perché sembra che nessuno sia in grado quando noi di andiamo a votare abbiamo una responsabilità importante. Abbiamo una responsabilità perché non andiamo lì a votare, non so per quale motivo andiamo a votare, perché esiste una classe politica che vorremmo che governasse tutti noi. In comune, regione o le politiche? Naturalmente. Politica non votiamo niente. Non votiamo niente. Siamo burattini, noi non abbiamo fatto neanche la riforma. Siamo burattini. Allora, Su comune e regione sono d'accordo con lei. No, beh, comune e regione perché vai a votare le persone. Le persone? Esatto. Esatto, lì almeno è diretta. Sì, dopo possiamo discutere sulla legge elettorale che decidono gli altri, no? O uno potrebbe rimanere a casa, se non mi piace la legge elettorale, non mi piace come vengono fatte, me ne sto a casa, non vado a votare, è una questione di scelte, però sta di fatto che in questo momento abbiamo questo governo, e prima avevamo Monti e prima avevamo l'ultimo governo Berlusconi, che ha fatto delle scelte in una situazione economica complicata, è riuscito a tagliare, io sono un insegnante, no, sono stati tagliati 8 miliardi alla scuola in 3 anni. 8 miliardi di euro, facendo una rivoluzione, un cambiamento radicale per chi conosce. E 8 miliardi non sono bruscolini per un elemento, cioè un ente, chiamiamolo così, che dovrebbe essere fondamentale per quanto mi riguarda nell'investimento. E invece lì, siccome è un ente grosso, 1 milione di dipendenti più o meno, allora si taglia lì. Perché conviene tagliare lì, tagliare il resto, quello che diceva anche Valdi Gambari. Ma lì si è tagliato secondo me perché tutto sommato era facile. Ma perché certo vai a toccare sempre i soliti poveri quattro diavoli. Ma certo che si taglia dove è facile, perché se quando si ha bisogno di soldi si va a prendere dove il mucchio è più grosso. Ma allora la soluzione non c'è. Allora, la soluzione, bisognerebbe avere il coraggio di fare veramente un elenco di ciò che non serve. Bisogna vedere se per qualcuno questo è conveniente. Questa è un'altra questione. Allora, io chiudo rapidamente. Naturalmente, gli investimenti che devono essere fatti, visto che il lavoro è quello che manca, perché quando manca il lavoro la gente non lavora, quindi non investe, non spende e i commercianti e gli artigiani non lavorano e devono lasciare a casa i dipendenti, su questo non ci piove. Io credo che su questo bisogna invertire la rotta, ma invertirla non perché dobbiamo buttare via i soldi, ma perché dobbiamo investirli in maniera diretta quelli che ci sono e quindi bisogna fare delle scelte a volte anche drastiche su questo e credo che su questo bisogna anche incanalare delle somme importanti. Adesso si parla di cuneo fiscale, però se avete sentito i numeri, 5 miliardi. Ma non bastano, dovrebbero essere 8, 5 10, miliardi vuol dire, ho sentito, circa 20 euro al mese medie per dipendente, cioè vuol dire... Ecco. Sbalchiero, un attimo solo. Credo che dobbiamo prendere gli esempi positivi da dove vengono. Quando c'è stata la crisi in Germania, di tutto il settore auto, imprenditori, sindacato, ovviamente governo, hanno deciso per una riduzione di orario, per far lavorare tutti e una conseguente riduzione di stipendio. Tutti d'accordo? Qualcosa in meno oggi tutti, sia di lavoro sia di compenso, per dare la possibilità a tutti di sopravvivere. La solidarietà, insomma. I contratti di solidarietà in Italia sono facciamo 4 ore, però ne prendiamo per 8. E questo è un esempio veneto. Non sto parlando di altri paesi, è un esempio veneto. Era fin tanto che non riusciremo anche su questi argomenti a essere seri e coerenti, e questo l'ha fatto la parte datoriale e la parte sindacale. Non sto dicendo che dobbiamo ridurre lo stipendio ai lavoratori, perché sono partito dicendo all'inizio che nel 2000 i 2 milioni si viveva dignitosamente, oggi qui 1.200 euro non arrivi a fine mese. Ma anziché continuare a aumentare le imposte che sottraggono la possibilità, intanto mettono in difficoltà le famiglie, e sottraggono la possibilità anche di arrivare a fine mese, ma soprattutto anche di spendere qualcosa nel mercato interno, perché tutto quello che ci si dimentica è che pare che esista solo l'export.
no, ma ci hanno Cioè, potuto meno male portare che a questo, quell'Export, rendiamoci il conto. 100% delle imprese italiane lavorano con l'Export. Beh, se no non Ma sarebbe dove sta morto. scritto? Ma dove sta scritto? No, ma ci hanno portato a questo. Guarda. Zanoni. Allora, che lavora con l'Export, se arriva al 30% è già tanto. No, chi fa fatturato positivo Perfetto. è costretto a giocoforza. Ma se perché- non cominciamo a ricreare un po' di mercato interno, Certo. non si va da nessuna parte. Perché le aziende che lavorano per il mercato interno, ne prendiamo una, abbiamo parlato prima dell'edilizia, tutto il comparto casa, che per noi significa oltre il 35% del nostro mondo, è fermo perché il mercato della casa e del corollario, perché attorno alla casa c'è la manutenzione, ma ci sono i mobili, ci sono i giardini, cioè c'è tutto quell'apparato che gioca attorno al comparto casa, l'indotto spaventoso. è completamente fermo. Beh, ma attenzione, sapete, vabbè, è notizia un po' di quest'oggi, che il Motor Show di Bologna, che per carità è un evento di una certa portata, non lo si farà quest'anno. Perché? Perché le case automobilistiche non sono presenti. Esatto. Quindi questa L'avevano la dice già lunga, fatto al Lingotto di Torino, quando qualche anno fa Bologna aveva cominciato il Motor Show in maniera molto spicciola e c'era il Lingotto di Torino. Improvvisamente le case automobilistiche hanno smesso di avere due riferimenti, ne hanno scelto uno di importante e sono andati a Bologna. Certo, ma adesso neanche quello, per Ma- cui adesso ma di per portarlo a forza. Milano, chissà il prossimo anno, staremo a vedere. Perfetto, anche perché anche i nostri governanti, dopo aver tagliato sulle barche, avere mazzato e incancrenito il desiderio di far morire chi può acquistarsi un'auto, che non è un'auto di lusso, è un'auto che ha una cilindrata un po' maggiore, ha messo in crisi anche il settore. Sì, in modo sbagliato. Cioè, voglio dire, sì, i infatti. provvedimenti degli ultimi 4-5 anni sono provvedimenti che hanno massacrato l'economia interna. Assolutamente. Voglio sentire dopo anche Zanoni. Andiamo prima in pubblicità e quindi fare anche delle considerazioni al riguardo. Certo è sicuro che la politica dell'austerity che si è fondata su un calcolo sbagliato, perché poi è stato un calcolo erroneo che è stato commesso da alcuni studiosi all'Università di Howard negli Stati Uniti ed è poi stato rivisto da uno studente o due studenti universitari al momento della tesi, che è stato però recepito nel suo errore dall'ex Presidente del Consiglio Monti e portato in Italia tale quale era completamente erroneo. Questo purtroppo è un dato di fatto, ma ne parleremo in una prossima puntata quando possiamo anche riportare tutto lo studio. Intanto è bene dirlo perché la politica dell'austerity non giova a nessuno, anzi ammazza i sistemi economici. Pubblicità, poi torniamo insieme e incominciamo il giro un po' con Massimo Zanoni.